Dopo Pisa, Milano, Torino e Padova, l'intifada studentesca è arrivata anche a Venezia, con il cortile della sede centrale di Ca' Foscari occupato dalle tende degli studenti appartenenti al collettivo Liberi Saperi Critici, LISC, che prima di piantarle hanno incontrato anche la rettrice. Prima, alle 9 del mattino, sono comparsi gli striscioni, fuori sionismo e guerra dall'università, Palestina libera, i cartelli con le impronte delle mani rosse a simboleggiare il sangue. Le università non sono spazi neutri ma politici, la nostra non ha avuto il coraggio di usare la parola genocidio e Palestina, hanno commentato gli studenti, sottolineando come da mesi stiano chiedendo le dimissioni della rettrice Tiziana Lippiello dal comitato scientifico di MedOr, Fondazione di Leonardo, per promuovere attività culturali di ricerca e formazione scientifica. Se non si dimette, anche lei è complice di quanto sta avvenendo in Palestina e a Gaza, hanno proseguito. Il collettivo, come quelli degli altri atenei in cui in questi giorni stanno spuntando tende, chiede alla rettrice l'interruzione dei rapporti con Israele. Basta scambi, Erasmus, partnership, borse di ricerca. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 14 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda l'intifada studentesca, così l'hanno chiamata gli studenti in tenda anche a Ca' Foscari, come abbiamo letto nell'articolo di Marta Ducoli per i quotidiani del gruppo NEM, in particolare La Nuova Venezia. Il gruppo ha fatto irruzione chiedendo l'interruzione dei rapporti con Israele e le dimissioni della rettrice da MedOr. Proteste quindi nelle università venete, dopo Padova anche Venezia. Vediamo le parole degli studenti. Sulla Nuova Venezia c'è un'intervista ad Alice, 23 anni, che fa parte del collettivo LISC. Vogliamo farci sentire, ci impediscono di parlare. Dall'altra parte la risposta dell'università è arrivata con il prorettore Marcomini. Massima considerazione per ciò che dite, la nostra posizione è chiara, non siamo noi l'obiettivo, dice il prorettore, dovete rispettare la libertà. Noi non siamo il Ministero degli Esteri, ma un'università che ritiene che i valori di rispetto e libertà vadano rispettati sempre, ha sottolineato il prorettore Antonio Marcomini dopo aver lasciato la riunione pre-senato accademico per scendere nel cortile della sede centrale dal collettivo in presidio. Ma vediamo invece cosa sta accadendo a Padova. Partiamo dai quotidiani del gruppo NEM. Ancora proteste nelle università. A Padova c'è lo sciopero delle lezioni, l'Ateneo replica chiudendo le porte. Dopo le tende gli universitari tentano il picchetto, durissima la reazione della rettrice che parla di prevaricazione. Questa notizia la troviamo anche sul Gazzettino e sul Corriere del Veneto. Mobilitazione anti-Israele nelle università. Padova, la rettrice accusa prevaricazione. Daniela Mapelli condanna le azioni dei manifestanti, con loro persone che non c'entrano nulla con l'Ateneo, dice. Tende nel cortile anche a Ca' Foscari, riporta il Gazzettino. E ieri sera nella sede di San Sebastiano incontro a Musodoro con Tiziana Lippiello, rettrice dell'Università di Venezia. Un articolo unico quindi sulle pagine del Gazzettino per parlare di Venezia e Padova. La firma è di Marco Miazzo. Vediamo invece il Corriere del Veneto. Le proteste pro-Palestina, al Bo saltano le lezioni e al Lido scritta di minacce agli ebrei. Questo il titolo che ancora una volta mette assieme questioni completamente diverse naturalmente. La rettrice di Padova dichiara: hanno svelato chi sono dei prevaricatori, tende anche a Ca' Foscari. L'articolo è di Matilde Bicciato e Costanza Francesconi. Vediamo il riassunto della vicenda sul Corriere del Veneto. Appunto, giornata ad alta tensione ieri negli atenei di Padova e Ca' Foscari. Le manifestazioni pro-Palestina hanno creato forte attrito tra studenti e rettrici. Al Bo alle 8 sono stati chiusi tutti gli accessi interni per impedire ai ragazzi, da 4 giorni accampati nel palazzo, di entrare per chiedere sostegno agli allievi di giurisprudenza. A Ca' Foscari 80 ragazzi dormono in tenda da giorni. E poi c'è quest'altra notizia, appunto, che nulla a che fare probabilmente con le proteste studentesche. Al Lido invece è comparsa una scritta contro gli ebrei, indaga la Digos. C'è poi una polemica che riguarda l'attivazione delle lezioni a distanza. Secondo i ragazzi è stato scartato il confronto democratico in questo modo.
Ma torniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM per un'analisi di Giampiero Della Zuanna. Vediamo il titolo: il 60% degli studenti di sinistra ritiene che Netanyahu sia come i nazisti. I risultati di un questionario nelle università di Padova, Bologna e Milano Bicocca sono questi. Quindi il questionario registrava le opinioni verso islamici ed ebrei prima e dopo gli attacchi di Hamas e Gaza, e vediamo alcune delle domande che erano di questo tipo. Gli islamici preferiscono frequentare i membri del loro gruppo escludendo gli altri. Una netta prevalenza di sì tra chi si dichiara di centrodestra, mentre il 27% di chi si dichiara di sinistra soltanto appunto ha confermato questa affermazione. Percentuali analoghe per la stessa affermazione riferita agli ebrei, che preferirebbero frequentare i membri del loro gruppo escludendo gli altri. Solo il 26% di chi è di sinistra è d'accordo, la percentuale invece nel centrodestra si abbassa al 38%. Altre domande di questo tipo. E poi il governo israeliano si comporta con i palestinesi come i nazisti si comportano con gli ebrei. Qui è d'accordo il 43% degli studenti di centrodestra e il 60% degli studenti di sinistra. Insomma, questi gli esiti di un sondaggio che, ripetiamo, è stato somministrato nelle università di Padova, Bologna e Milano Bicocca a 2500 studenti di 20-21 anni. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, voltiamo pagina, ci spostiamo sul Gazzettino e prima di passare alla politica regionale, rapidamente una notizia flash che riguarda un'altra mobilitazione, altre proteste, quelle per l'ambiente e contro la crisi climatica. Allora vediamo subito il titolo: solo azioni per l'ambiente, archiviata inchiesta sui blitz di ultima generazione. Il PM di Venezia ha deciso di chiudere il fascicolo, non si tratta di associazione per delinquere. Il magistrato ha paragonato le iniziative ecologiste alle lotte sindacali degli anni 50. Insomma, una buona notizia per gli attivisti di ultima generazione, quindi, anche se la procura si riserva di procedere solo per l'interruzione di pubblico servizio a Rialto da parte di Extinction Rebellion. C'è un precedente a Padova, anche a Padova, dove l'accusa di associazione per delinquere è caduta con un provvedimento che risale ad un mese fa, con cui la GIP ha accolto la richiesta di archiviazione del PM. In quel fascicolo gli indagati erano 5. A Venezia invece la procura ha deciso di non iscrivere alcun nome sul registro degli indagati per poi far finire il fascicolo in archivio, quindi si fermano le azioni giudiziarie nei confronti degli attivisti di ultima generazione che, lo ricordiamo, solo la settimana scorsa a Padova sono stati perquisiti alcuni di loro nelle loro abitazioni. C'erano anche ragazzi giovanissimi tra coloro i quali si sono trovati le forze dell'ordine sotto casa alle 7 della mattina. Ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e abbiamo detto con la politica regionale. È scontro totale fra Salvini e Zaia. La notizia sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, ma vedremo tutti i giornali in un modo o nell'altro con tagli diversi comunque ne parlano. E allora ho 10 nomi per il Veneto, è scontro totale fra Salvini e Zaia. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo NEM. A pagina 12 l'articolo di Enrico Ferro: pronta una rosa di successori di Zaia, naturalmente del presidente della regione Veneto, ecco i papabili del Carroccio, la replica della Lega Veneta non si fa attendere, Luca è un patrimonio per tutti. Ma vediamo gli altri quotidiani. Il Gazzettino: Salvini, Zaia, un patrimonio, il governatore sarà nostro. Giornata di tensione nel partito veneto per le frasi sui 10 nomi per il 2025. Il tetto ai mandati è una limitazione della libertà. Luca può ambire a tutto, dice Salvini, per provare probabilmente a riappacificare gli animi. Il segretario regionale della Lega, intanto Alberto Stefani, dice: rispetto al terzo mandato non possiamo continuare a sbattere contro un muro, facendo capire insomma che la partita è persa. Il totonomi per il 2025, vediamo intanto Elisa De Berti con Matteo Salvini ieri in visita al tunnel dell'alta velocità a Verona. La vice di Luca Zaia in regione rientra tra i papabili per la candidatura, ma potrebbe pagare la vicinanza al coordinatore.
Mario Conte, sindaco di Treviso, da tempo viene indicato tra i papabili. Alberto Stefani, 32 anni, deputato e segretario veneto, quotatissimo. Erika Stefani, vicentina, senatrice, già ministro, anche lei nel toto nomi. Questo è l'articolo di Alda Vanzan per il Gazzettino di oggi. La notizia anche sul Corriere del Veneto, la battaglia politica in primo piano, pagina 2, Mario Conte, i due Stefani and co. Tutti i nomi per il dopo Zaia. Salvini parla di una lista di 10 candidabili e torna quindi il gelo tra il leader e il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. L'irritazione in Veneto, infatti, in serata, dopo le fibrillazioni della Lega, il ministro Salvini dirama una nota: Luca è un patrimonio per tutti, può ambire a fare qualsiasi cosa. Quindi queste parole che dovrebbero servire a smorzare le polemiche, dopo che peraltro Zaia e Salvini si sono visti dal vivo giusto l'altro giorno sul palco di Vicenza, domenica 12 maggio alla Donata degli Alpini di Vicenza, sul palco delle autorità. Zaia e Salvini erano uno accanto all'altro. Il Corriere del Veneto pubblica la foto in cui si vede anche il ministro Crosetto. A margine dell'evento Salvini ha risposto ad alcune domande sulle regionali e sul terzo mandato, mettendo la parola fine sull'ipotesi di un'altra candidatura del governatore Zaia. E quindi anche sul Corriere del Veneto il toto nomi, i papabili candidati per la Lega alle prossime regionali. I nomi sono gli stessi, quindi Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, lo ricordiamo, Erika Stefani, vicentina, senatrice, già ministro, Mario Conte, trevigiano, sindaco del comune di Treviso, e poi Elisa De Berti, veronese, vicepresidente della regione Veneto e soprattutto assessora ai trasporti e alle infrastrutture. Insomma, questo per quanto riguarda le tensioni nella Lega, che non accennano a diminuire, anzi crescono mano a mano che ci si avvicina alle elezioni europee e anche alla scadenza del prossimo anno delle regionali in Veneto. Andiamo verso la conclusione di questa rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda un ex presidente della regione Veneto, invece il predecessore di Luca Zaia. Parliamo naturalmente di Giancarlo Galan, di cui Zaia peraltro è stato vicepresidente, e dopo l'intervista della scorsa settimana, insomma degli ultimi giorni, degli ultimi tempi in cui Galan era tornato a farsi sentire per parlare dello scandalo del Mose e non solo, ebbene oggi di nuovo sui quotidiani vediamo il Gazzettino: Galan, il CVN, Consorzio Venezia Nuova, finanziò tutti, ma nessuno dice dov'è finito 1 miliardo del caso Mose. L'ex ministro teste al processo a carico del giornalista Gottardo, querelato per diffamazione aggravata da Zaia. Ma questa è un'altra vicenda. Qualcuno ha finito la pedemontana perché io l'ho iniziata, il prossimo governatore dovrà avere più coraggio, dice ancora Galan. L'articolo è di Marco Aldighieri per il Gazzettino. Vediamo rapidamente anche il Corriere del Veneto. Qui c'è una serie di dichiarazioni dell'ex presidente Galan. Nordi, un garantista, mi ha fatto arrestare in ospedale, con me non lo è stato. Questo il commento sul ministro attuale della giustizia del governo Meloni. Galan scatenato, Baita perse la pedemontana ed esplose l'inchiesta Mose, racconta. Ma vediamo la vicenda, perché insomma si sta parlando di Galan sui giornali di oggi. Ieri mattina Giancarlo Galan, ex presidente del Veneto, si è presentato in tribunale chiamato come teste della difesa in un processo intentato dal presidente della regione e suo successore Luca Zaia nei confronti di un conduttore radiofonico. Galan è stato citato come teste in qualità di ex ministro dell'agricoltura, incarico che aveva ricoperto nel governo Berlusconi subito dopo Luca Zaia. Il conduttore Alberto Gottardo aveva accusato l'attuale governatore durante la trasmissione Morning Show di aver provocato il default della società pubblica Buonitalia SPA. Da qui la querela, una serie di insulti a Zaia pronunciati in radio dal 2017 al 2020, ieri al processo 3 testi, scrive Roberta Polese sul Corriere del Veneto. Ma vediamo appunto altre dichiarazioni raccolte dall'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan. Ho perso interesse, non sarei andato nemmeno a votare per le prossime europee, ma poi ho visto la candidatura di Watson, è un liberale, dice Galan a proposito della politica.
E invece a proposito di Zaia, me lo ricordo bene quando Zaia non voleva il passante di Mestre, è stato abile, è diventato molto popolare senza aver fatto nulla, dice usando altre parole, l'espressione è un po' più volgare. Luca Casarini si è dispiaciuto per il mio stato d'animo attuale, dice ancora Galan, è intelligente, ha ragione lui, oggi sono un uomo senza più sogni. Questo per quanto riguarda la parabola di Giancarlo Galan. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia flash che però è molto importante, riguarda la sanità pubblica in Veneto. Liste d'attesa, la regione ordina alle ULSS pagate le visite fuori tempo massimo. C'è una circolare di Anni Chiarico, direttore generale della sanità, che impone alle ULSS di applicare la legge del 98. Se l'appuntamento è in ritardo, l'utente può rivolgersi gratis al privato, pagherà poi l'ULSS. Il cittadino verserà soltanto il ticket, la differenza la mette l'azienda, che non è stata nei tempi. Una cosa che è richiesta da tempo in Consiglio regionale da vari consiglieri regionali, ultima in questa legislatura Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, ebbene non c'è stato bisogno, pare, di una legge regionale, ma semplicemente una circolare del direttore generale della sanità, che dopo anni, va detto, è finalmente stata emanata. Vedremo se questo diritto dei cittadini stabilito da una legge dello Stato del 98, mai applicata almeno in Veneto, diventerà invece realtà. Lo scopriremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Nel frattempo, per oggi ci fermiamo qui. Grazie a tutte e a tutti per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto e una buona giornata.